Allora, questa persona là mi sta in coppia di coglioni. Uno brindisi. Ah, chef, prima di cominciare, ma paghi tu? Allora Giovanni, ti dico la verità, tu domanda a tutto quanto paghi tu. Siccome che tu muori quasi fame, in modo di proprio con tutto il cuore, stavolta paghi tu. Vabbè, a posto, possiamo cominciare. Ragazzi, siamo 4 di noi, stanno pure i miei 2 figli. Possiamo cominciare questo aperitivo con Chef Franco. Uno degli aperitivi più richiesti da quando ho cominciato questo format. Per me è un onore, è un piacere. Pure a Infatti me. dico la verità. È un onore pure a me perché lo sai che io ti voglio bene e ho visto anche gli altri video, qualcuno i ragazzi fai anche con Chef Franco, a me mi fa piacere perché voi, la verità, la cosa che vi parliamo, voi dovete crescere, siete giovani, a me mi fa tanto piacere. Io voglio dire una cosa prima di cominciare. Nell'ultimo anno Chef Franco è come se lo potessi considerare un secondo papà, ma di più, un amico. Grazie. Un amico, perché comunque giovanile lo Ma vedete. pure io ti ritengo, cioè, ritanti mio figlio, veramente ti voglio bene, poi sei un ragazzo intelligente, poi tu sai, nella nostra famiglia come con boss, noi ci vuole bene, noi vogliamo bene. Assolutamente. Allora, prime domande così pure per far scoprire a chi non conosce ancora Chef Franco. Età, quanti anni hai, chef? 53. Quasi 85. Però posso dire una cosa, io mi sento 35 anni, che è meglio che non parliamo, lasciamo perdere. Nascimento fu. Lasciamo fuori, chissà ne sta mangiando, e non meglio mi buttavo. Una domanda che può sembrare banale. Come stai nell'ultimo periodo? Sia a livello lavorativo, ricordiamolo, youtuber, poi dopo ci arriviamo, però youtuber da quasi 80.000 iscritti, e poi sapere proprio nella vita, di là del lavoro, come stai nell'ultimo periodo. Allora, l'ultimo video ti dico la verità, sto un po' stressato. In che senso? Cioè, dormo poco la notte. Perché, o forse perché voglio raggiungere, ti dico la verità, non è perché ho l'età, 53 anni, ma tu hai 53 anni, cioè, a mo' ci ho fatto l'obiettivo di raggiungere i 100.000 iscritti, ti dico la verità. Per me sarebbe una gioia perché mi sono rimesso in gioco, grazie a mio figlio, come lo dico sempre. È una cosa che ci voglio riuscire sempre, se i ragazzi ci seguono, le mamme, i ragazzi che ci seguono ci vogliono bene, per me è un piacere. Ci arriveremo, ci arriveremo. Ma io spero anche perché, figurati, anzi più per te. Allora, mo tocchiamo il tasto, ecco, del lavoro. Youtuber da quasi 80.000 iscritti. Però possiamo dire che è una cosa che è venuta quasi a caso. Cioè, nel senso, c'è la passione alla base di tutto, però non c'era l'intenzione all'inizio di nascere youtuber, cioè di creare un canale. Com'è venuto? No, allora YouTube è nato, mo ti dico la verità, io c'avevo vergogna, ma poi ogni tanto mio figlio diceva papà vieni, e dicevo sempre no, là ci sta Enzo, non mi piace fuori, cosa. Cioè non è nata una cosa spontanea. Io guardavo mio figlio nella cucina e mia moglie, che poi con mio padre guarda sempre i figli, è una cosa, siamo sempre noi i primi fans dei figli. Poi un giorno mio figlio, non mi ricordo, era Milan-Napoli, Napoli-Milan, giusto? Milan-Napoli. Papà vieni pure tu. E da lì è nato, da Ciccio, sono piaciuto alle alle persone. persone. Per la spontaneità. Sì, per la spontaneità, ma io qualsiasi video che faccio a me è tutto spontaneo. Oddio, qualche battuta ogni tanto la diciamo. E poi, come a me piaceva sempre cucinare, mio figlio disse papà, ma a te piace cucinare? Che dici se facciamo qualche video sul mio canale, una volta alla settimana? E devo dire la verità, format che è andato bene, sta ancora oggi andando bene. Però allora io ti parlo chiaro, allora, se Chef Frank si metteva su YouTube, ognuno di noi poteva dire, ma su Chef Frank chi è? Cioè, parliamoci chiaro, stando anche una mano di mio figlio che mi ha aiutato tantissimo, mi ha spinto perché tu lo sai. È un trio che si è formato e che sta andando bene da diverso tempo, ma secondo me proprio per la vostra naturalezza dei gesti, la vostra spontaneità. Secondo me sì. Poi è chiaro, poi primo giorno 30.000 iscritti, cioè sfiderei chiunque. Bella. Questo fa Bella. parte proprio del fatto che le persone vi seguono quotidianamente da un sacco di tempo, e quindi mo si è creata quella cosa come se fosse tu quanti una famiglia. Sì, devo dire la verità, pure quando siamo insieme vediamo le live di Napoli, io, Cristiano e Enzo. Però ti posso dire una cosa, allora per me è stato anche una sfida, perché io ti ricordo, io ho fatto tanti sacrifici nella vita, Certo. mi sono messo in gioco e per me è stata una gioia, cioè è stata una cosa bella, ti ricordo, come se fosse rinata una volta. Una rivincita. Una rivincita, sì, Bello. è bello. ti dico Bello, la verità. bello. Allora, facciamo un altro brindisi, chiudiamo questa prima parte di chiacchierata perché mo viene un giochetto. Oh, perché? Buono, senza cosa. Allora, adesso facciamo un gioco molto sfizioso. Questo è il No, però mi fa domande difficili No. e youtuber di film che non ne conosco. T'avviso. Il gioco dei fogliettini. Ah. Allora, in pratica io ho 3 fogliettini con 3 nomi di 3 influencer, youtuber, creator Sì. in generale, coperti. Quindi li conosciamo solo io e tu. Uno solo puoi scoprirlo, quindi puoi dire effettivamente il nome di questa persona e puoi dire cosa ne pensi di questa persona a telecamere aperte. Gli altri 2 dovrai soltanto dire cosa ne pensi delle persone senza dire di chi nome. si tratta. Giusto. E nei commenti devono essere bravi a capire di chi stai parlando. Allora, io ti faccio vedere prima tutti e 3, poi decidi chi vuoi scoprire. Primo, secondo, terzo. Mi sa di nome proprio stupendo. Chi vuoi scoprire tra i 3? Allora, la persona che voglio scoprire è questo qua. Vai, fallo vedere.
Tony Tubo. Allora, per me Tony Turbo, come si chiama? Io voglio bene, veramente è una bravissima persona. Ti posso dire che ha aiutato tanto anche mio figlio nei momenti. All'inizio, diciamo. All'inizio sì, ha aiutato tanto, Enzo devi fare così, così. Allora lo stimo come persona, anche se oggi sta facendo, ognuno fa le cose sue. E ti posso dire, ho conosciuto anche il papà, la mamma, un bravissimo ragazzo. Spero che ritorna il vecchio Tony Tubo di una volta. E niente. Lo salutiamo. E ti voglio bene. Ciao Tony. Allora, questi altri due, partiamo da questo qua. Mi raccomando, parliamo di persona, quindi non diciamo né se è maschio né se è femmina. Questa persona qua. Allora, questa persona là mi sta in coppia di coglioni. Lo dico proprio bello papello. Io ti parlo chiaro. Ok. È una persona che io non c'ha nemmeno rispetto per le persone più anziane, perché io tengo 53 anni. Io l'ho incontrato, ci siamo rivisti dopo tanti anni. La partita che hanno fatto i Fuse Gamer al campo di Cercola. Mio figlio era il momento che hanno fatto pace con Andrea, con Antonio, e sono rimasto tanto contento perché sono bravi ragazzi e lui non mi ha dato la mano. Però io questo qua non lo tengo perché non mi piace, cioè non mi piace proprio, già in modo, non faccio nome, però potete anche capire, è uno, vabbè, lasciamo perdere. Passiamo al terzo. Allora, chi sei più scemo che mi hai fatto prima, ma tu di chi seriamente, molto più scemo. All'inizio era un bravissimo ragazzo, ma pare che si è montato una cagata, mio figlio ha chiamato un paio di volte, vieni a casa, facciamo qualche video, ci pigliate solo in giro, però lascia stare che non è venuto. Però ti dico che non mi piace come persona. Tu sai, parli chiaro, cioè a me No, è vero, non avrei chiaro. niente conosciuto perché non ho fatto nomi, però ti posso dire che tutti e due mi stanno tutti e due in coppia con coglioni. Sta a voi ragazzi nei commenti indovinare di chi si tratta. Facciamo un altro piccolo brindisi e passiamo alla seconda parte di questa chiacchierata. Allora, chef, Io torniamo. mangio una patatina perché sono buone. No, sono buone, veramente. Stanno pure la lette di pollo, comunque un bel aperitivo. Oggi stiamo facendo uno dei più buoni, devo dire. Una domanda mai banale. Oggi ti senti realizzato? Se no, perché? Cioè, secondo te cosa ti manca per sentirti realizzato al 100%? Dico. Allora, ti dico la verità, io ho sempre detto quando ho aperto il canale mio figlio mi ha aperto il canale di Chef Franco, ho sempre detto che io non sono uno chef, anzi se io uno chef praticavo i ristoranti stellari, mi ritengo un cuoco amatoriale. Però arrivato a questo punto, ma non è che voglio fare cose alla grande. Arrivato a questo punto, mo che ci mi sa la faccia, ci sto credendo, spero di fare qualche collaborazione, qualcosa importante. E niente, per i soldi, che è l'ultima cosa, la cosa più bella è divertirsi. La cosa bella a me, sai qual è questo lavoro che io faccio? Che non mi comando nessuno. Cioè la mattina mi sveglio, vado a fare la spesa. La sera io e mio figlio parliamo, Enzo allora rimane che dice vogliamo fare questo video, no papà, facciamo di stuccare cavalchi e sai. È bello il dialogo con Enzo, ho fatto tanti lavori nella vita. Ma secondo me non c'è trovato mai un lavoro che mi piaceva a me, perché tu un lavoro fa da piacere. Certo. Cioè io questo qua lo faccio con passione. È mi come se piace. non lavorassi. Beh, mi piace, ti posso fare pure 3 video io, mi ritengo soddisfatto. Però oggi pure grazie alla gente, i ragazzi che ci vedono, certo. che vi dobbiamo sempre ringraziare. Poi ti dico, io ci muoio 3 anni, cioè che i ragazzi mi vogliono bene. C'è un video al quale sei proprio affezionato, legato? Allora, un video che sono legato, che ho fatto il video della pagella con Cristiano, ho fatto 1,2 milioni di visualizzazioni. Mi aspettavo, ti giuro, mi aspettato. Voglio ripercorrere una cosa che hai detto prima, no? Che secondo me è una delle cose più importanti. Quanto è bello lavorare con un proprio figlio, quanto è bello stare a stretto contatto anche da quel punto di vista. Allora ti dico la verità, ci stanno i poi contro. Allora, prima di tutto tu lo sai, un grandissimo amico tuo, Enzo è una pazienza. Molto disponibile. Molto disponibile. Pure io sono molto disponibile, però io sono, cioè ormai con l'età ti fa stare un po' più nervoso. Lui mi capisce, e quantissimo capisce. Io sono contento, perché io pure si sbaglia. Figlio ma ha ragione, ma non è perché dice guarda, ragione se la pigli nei fesi. Ragione in che senso dice papà guarda che noi non mi ha fatto così e così, mi fa capire. Una cosa che tenga che dice mio figlio ci mette troppo tempo per sapere, ma mi fai il tuo sangue, vabbè, facciamo bene. Oltre ai figli io poi ho conosciuto anche un'altra persona e secondo me in questo video la menzione particolare ci sta. La mamma, la moglie, pregi e difetti. 3 pregi e 3 difetti. Allora, mia moglie è una bravissima donna, una grande lavoratrice, ci capisce, però tiene tanta pazienza, perché non è facile cucinare in casa, in cucina, si sporca questa a terra, lavola. Quindi paziente, apprensiva e disponibile. Volendo trovare 3 No, però ti aggettivi. dico una cosa, è sempre la vita mia. E questa è una delle cose più belle, dopo tanti anni di matrimonio. Dopo 23 anni di matrimonio, 7 anni di fidanzamento, è sempre la mia donna del cuore. Però qualche difetto? Solo uno, non fa niente, no 3. Qualche tipo, ma fai c***o, ma da credere. Però la voglio bene.
Beviamoci sopra, beviamoci su. Manda crescere. È un poco pesante, però non vale voglio bene. Allora, adesso viene un altro gioco che pure è simpatico questo qua. E a proposito di simpatico, il gioco si chiama mi è simpatico, non mi è sì, simpatico. sì. Ti dirò 10 nomi di 10 creator, mi dovrai soltanto dire se ti è simpatico o no. Luca Ortelli. Ma sta coppia i coglioni. Perfetto. Fabio Bergomi. Mi è simpatico. Fuse Gamer. Mi è simpatico. Fabrizio Cerrone. Simpaticissimo. Il Pancio. Mi è simpatico. Nick Radogna. Simpaticissimo. Damiano Erfaina. Simpatico. Tatino. Simpatico. Asso di Roma. Simpatico, dai. Ci ho pensato troppo cago. Perché è della Roma, È della Roma, però ti voglio bene. E l'ultimo Enerix. Allora, Enerix è il mio su scemo, però ti dico la verità, mi sta simpatico. Un saluto ad Enerix. Saluto Enerix. C'è uno youtuber al quale ti ispiri. Uno sì, ti dico la verità, mi è simpatico e vorrei fare un video con lui. Chi è? Max Mariola. Max Mariola, sono innamorato di te. Facciamola. Allora, ultimo gioco. Allora, questo è il gioco del 3. Cioè, io ti darò 3 nomi di 3 creator e tu dovrai darmi 3 aggettivi per ognuno. Va benissimo. Enrico Porzio, qua giochiamo in casa. Stupendo, bravissimo, di cuore. Arbala Maison, eppure giochiamo in casa. Fratello per me, come un figlio, è una bravissima persona. E facciamola. E facciamola. Malato del Napoli, giochiamo in casa tutte Allora, e 3. Malato del Napoli è una persona che io stimo, voglio bene e brava persona anche lui. Che si Allora, vede. mi hai fatto 3 nomi I 3 fratelli. che veramente voglio bene, Sì, ti sì. giuro, e mi vogliono bene anche loro. Allora, io voglio chiudere questa chiacchierata con un primo piano su di te. Io oggi non conosco Chef Franco. Perché devo seguire Chef Franco? Allora, se mi volete bene e mi volete seguire, io porto cucina sia napoletana, sia romana e sia italiana. Faccio intrattenimento, la gente mi scrive, mi fa ricordare mia mamma, mio padre, i miei fratelli e dico che io porto tanta napoletanità nei video. Mi fanno contenti, io faccio contenti loro. Io non posso fare altro che confermare, vi lascio ovviamente il canale di Chef Franco in descrizione, iscrivetevi per quei pochi che ancora non lo sono, mi ha fatto veramente un sacco piacere. Voglio fare l'ultima cosa, ma non è perché sto con lui, iscrivetevi al canale di Super Allan, perché è un bravissimo ragazzo e merita tanto. Si vedo bene a Chef Franco, prima di tutto per i tuoi video, è un ragazzo giovane, bravo e deve crescere. Grazie Voglio mille. mamma di giovani. Grazie mille, voglio. È sempre e solo forza Napoli. Ma perché? perché si make più forte. Ciao ragazzi. Bacio.